Questa iniziativa è di competenza statale perché va a toccare la detraibilità delle spese afferenti alla cultura. Tutte le spese che riguardano l'audiovisivo, la partecipazione ad associazioni culturali, teatro, il cinema e poi con attenzione particolare anche a quella tipologia di finanziamento cosiddetta crowdfunding, che riguarda appunto la possibilità per il privato di finanziare particolari tipologie di attività culturali. Questo progetto di legge è stato un po', come dire, provocatorio, nel senso che non è che io non mi sia resa conto delle criticità che abbiamo sul bilancio, però deve passare il messaggio che così come le spese mediche sono detraibili, quelle che riguardano la cultura non sono da meno, perché c'è il concetto in questo progetto di legge della cultura che cura.